Il fuoco del napalm, l'oppressione del regime di Hanoi, le acque degli oceani, la fame, la deriva e poi una mano tesa, un piatto caldo e infine la bella Asolo, coi suoi 100 orizzonti. È la storia dei boat people e di come l'Italia ha saputo essere esempio per il mondo intero. Siamo nella sala consigliare del municipio di Asolo in compagnia del sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, e siamo qui a parlare di una mostra molto interessante sul Vietnam e di una fase storica della sua comunità, sindaco, nel 1979, dove dopo spiegheremo sono stati accolti quasi 200 vietnamiti nella sua cittadina. Che cosa rappresenta per la sua comunità ospitare una mostra di questo tipo in un periodo storico come questo, dove magari l'accoglienza ha un altro significato? Beh, è uno dei più bei momenti della storia di Asolo, una pagina di storia molto, molto bella, molto interessante. Rivivere quei 40 anni fa dove i cittadini di Asolo, ma unitamente alle associazioni quali la Croce Rossa, anziché la Caritas, anziché la Marina Militare, hanno accolto oltre 200 profughi ad Asolo, ma oltre 900 in tutta Italia, andando direttamente nell'oceano a prenderli e toglierli dalla tempesta, a toglierli dagli atti dei pirati, a portarli via da una situazione di pericolo imminente. Penso che sia un esempio concreto di cosa vuol dire accogliere e dare una mano a gente che scappa da situazioni critiche, quali in questo caso la guerra. 40 anni fa i cittadini di Asolo hanno aperto letteralmente le loro porte. Ci sono ancora dei ricordi vivissimi di questi momenti, ancora gente che allora poco più che quarantenne o cinquantenne si ricorda di aver lasciato il mercato, quindi si trattava di un sabato, essere saliti ad Asolo per vedere i vietnamiti. E da quel momento hanno iniziato ad giocare con loro, a parlare con loro, a farli uscire dalla Collex Colonia Alpina, ad accompagnarli in centro storico, anziché giocare a calcio con loro. Penso che sia una bellissima storia di apertura mentale, di apertura anche fisica delle porte di casa. È il miglior messaggio che possiamo dare in questi momenti molto particolari, nel quale l'accoglienza è una terminologia un po' difficile da capire. 40 anni fa lo abbiamo fatto senza problemi. Ci aggiungo l'ultima cosa: 40 anni fa nel bacino di San Marco ad accogliere questi 900 profughi c'era il Presidente della Regione, c'era il Patriarca, c'era il Presidente del Consiglio della Regione Veneto, c'era il Ministro degli Interni, il Ministro della Difesa e il Patriarca di Venezia. Casomai rapportiamo ad oggi cosa potrebbe succedere. Insieme all'amministrazione comunale di Asolo, protagonista di questa mostra è anche la Proloco di Asolo, e qui abbiamo la sua presidentessa Beatrice Bonsembiante. Ecco, ripercorriamo un po' quegli anni, prima di tutto partendo dall'approccio della comunità asolana rispetto a queste persone, 200 vietnamiti che sono arrivati in paese. Beh, l'approccio è stato probabilmente, posso immaginarlo, ma anche dai racconti che mi hanno fatto, all'inizio di una forte curiosità, perché comunque l'arrivo di rifugiati vietnamiti è stato visto anche un po' come l'arrivo di questo soggetto un po' esotico che arrivava da terre lontane. Logicamente poi cresceva anche l'orgoglio di sapere di essere una parte integrante di un'azione di salvataggio, cioè noi italiani, noi veneti, noi asolani eravamo dei soggetti protagonisti del soccorso in prima persona a delle persone che erano in pericolo di morte. Ogni essere umano come primo bisogno ha quello della sopravvivenza. Quando qualcuno decide di prendere il mare senza avere una sicurezza dell'approdo, senza avere una sicurezza dell'arrivo, su delle bagnarole, sapendo che molto probabilmente avrebbe trovato la morte in mare, vuol dire che la situazione in cui si trovava prima era talmente drammatica da portare alla fuga.
E per questo il governo italiano ha deciso di intervenire in prima persona, quindi è arrivato un ordine dall'alto. Io non credo che fosse più che altro per una questione di ragionamento politico, era per una questione di ragionamento umanitario. C'erano delle persone che rischiavano la vita, bambini, donne, anziani, ma anche uomini, giovani uomini, rischiavano di morire, lasciati da soli in mezzo al mare, attaccati da pirati, respinti dagli altri governi come quello malese addirittura. Quindi che cosa potevano fare se non rispondere alla sofferenza umana con uno dei più grandi gesti di umanità che la nostra nazione abbia fatto, quindi il soccorso diretto in mare. Quindi prima di tutto venivano inviati degli elicotteri per controllare lo stato di salute delle persone in queste imbarcazioni. In realtà partivano gli elicotteri dalle navi, da queste navi, dalle portaerei, perché hanno una mobilità più semplice rispetto alla stazza delle navi stesse. Quindi l'elicottero partiva e pattugliava il mare. Quando trovava una nave mandava il messaggio alla portaerei, che faceva partire una lancia con i marinai e un intermediatore culturale che all'epoca era un frate vietnamita che aveva naturalmente studiato in Italia, quindi poteva fare da intermediazione tra i marinai che parlavano italiano e i profughi che invece parlavano solamente il vietnamita. E davano loro due possibilità, o quella di riprendere il mare avendogli dato dei pochissimi mezzi di sussistenza primaria, oppure salire sulle portaerei, sulle nostre navi. In quel momento loro entravano in territorio italiano, quindi l'unica scelta era quella di portarli in territorio italiano in Italia, ed è stata scelta Venezia come il punto di arrivo. Concludiamo dicendo poi queste persone che erano arrivate a Venezia, a San Marco, come sono giunte, come sono state smistate per arrivare poi ad Asolo. Beh, logicamente il grande numero di salvati che sono arrivati a Venezia necessitava di una struttura organizzata. La struttura organizzata, che era partita sia dal commissario straordinario incaricato dalla Presidenza della Repubblica, che all'epoca era Zamberletti, e poi tutta quanta una serie di azioni coordinate con gli enti locali, dalla regione alla provincia. In questo caso quelli che sono arrivati a Venezia sono stati smistati, naturalmente mantenendo integri i gruppi familiari, in diversi luoghi di accoglienza nella regione. Uno di questi è stato Asolo, in cui sono arrivati parte dei rifugiati.